Buondì cari amici della Maratona Veneta, buon scomizio della settimana. La parola di Anco è una delle ultime parole che ho detto ieri. Ieri sul video che ho fatto di scoperta, ho finito dicendo che se aveva sbassato la luce. Con ho struccato il bottone smorza video, ho detto cosa ho fatto. Domani farò un video per spiegare che in Veneto si dice mia luce, ma la parola veneta corretta, qui è proprio genetica veneta, la se l'use o use, visto che la L è l'inizio di parola, essendo tagliata per ortografia, diciamo, de codificazione, la può dar luogo alla vocalizzazione dell'use in use, va bene? Ma è una facoltà. Allora, a partire dal latino lux, lucis o lucis come che si legge in latino ecclesiastico, mettiamo in realtà l'accusativo invece del nominativo lucem o lucem, perfetto. Se restacco che in italiano si legge luce, ma che in realtà in toscano si dice luce. E ora sarà che dove verità interna in italiano si scrive cosita, come che si scrive in latino, però alla fine in che sono modi diversi di leggere in italiano e soprattutto i toscani che sei qui da dove che viene fuori la lingua italiana ne legge mia correttamente o forse ni altri che devono imparare a leggere il toscano senza sentirlo siamo l'esemo luce e se sbagliato in realtà il toscano dice luce. Va bene, comunque da ragionare, questo caso è storia della lingua italiana, si è studiata però non si è spiegata alle persone quando, normali come tutti quanti quando andiamo a scuola a imparare la lingua italiana. Va bene. Comunque, a partire da luce, il luce, luce, perfetto, e in Veneto primariamente la C, la V ha tendenza a diventare S, la luce a diventare luce, perfetto, ma lesendosi luce proprio, bon. Da qua in avanti, se come che non so, centum si diventa sento, perfetto. Però, non essendo all'inizio della parola, ma in mezzo a una parola e in mezzo a due vocali, sta roba qua abbia la tendenza a sonorizzarsi. Dunque la S, la V ha tendenza a diventare S. Da qua a se viene sto fuori l'use. Va bene? Stesso principio su altre parole, tipo il dose, per esempio. Va bene? O la crose, crux, crucem, cruse, crose, se addirittura sbassa la vocale. Invece sta U qua, la se tenua in U, perché è alta. Bon, e allora la parola corretta veneta è se l'use. A partire però da ragionamento solluce, in certe aree del Veneto, questa qua è una genesi particolare che non so spiegarvi perché non abbiamo prove certe, però che può dire la luce o la luce, anche se, ripeto, è la forma veneta corretta, base per tutti la se l'use, come che a se nose o nosa, anzi, per esempio, e non nozza o nozza, se vede che viene da nux, nucem in latino. Bon, dunque, questa parola qua si accompagna per tutti e la sola roba che è sicura è che in Veneto si dice mia luce, ma si dice appunto luse, va bene? Perfetto, e ora ricordiamo che la Z veneta da sempre diciamo magari rappresenta anche che il suono, mentre la scrittura moderna la rappresenta solo il suono della Z, l'use. Bon? Come l'U e il Z, per capirsi, stessa pronuncia, anche se c'è in mezzo qua. Va bene? Bon, anche per quello che abbiamo fatto, questa parola qua può essere particolarmente cara perché se devo voltare in Veneto un libro abbastanza famoso che in il titolo di un autore foresto che in il titolo è la parola l'use, va bene? E ora in cerca, magari se vuoi scrivermi sotto il vostro fermo così, quando che venirà fuori, spero, insomma, mi sono finirlo, abbiamo cliccato anche all'editore, ma quando venirà fuori, chi che intiva qualche se il libro che sono io voltare, che regala una copia autografata, va bene? E scrivimelo sotto qualche se secondo altri il libro che ha questo titolo qua, che sono io voltare in Veneto, va bene? Che ha dentro il titolo la parola l'use. Bon, è famoso, è un autore tanto famoso, il libro è abbastanza famoso. Allora abbiamo fatto a capo un co', 82 episodi della nostra maratona veneta che rimane di sdotto, buon inizio settimana, se vediamo domani.